Ok, una buona serata e un po' pomeriggio, anche buongiorno, buonasera a tutti gli amici da vicino e lontano. Vi auguro una bella giornata. Io mi chiamo Marisa e sono Marisa Soriano da Marsala. Vorrei incontrare uomini e donne per amicizia innanzitutto e anche trovare l'anima gemella in queste persone che mi chiameranno, che spero saranno in tanti, ma non così tanti, ma molto, molto di più, tanti, tanti, tanti. Delle doti particolari, dei doni speciali come la pranoterapia, come posso anche curare qualche persona con qualche dono che mi ha regalato Gesù e Dio, però non chiedete i miracoli. Qualcuno ha fatto del bene con queste mani che a Torino mi hanno detto che sono delle mani curative, però io non vado a cercare denaro, non vado a cercare niente, lo faccio solo per amore e per amicizia a chi me lo chiede. Quindi la cosa resterà fra noi, a chi mi vede, perché io dico la verità e non dico le menzogne. Però le persone si devono comportare bene, non sono una ciarlatana, sono una persona per bene e vorrei alleviare questa pena. Questi sono i miei occhi celesti, occhi cerulei. Guardateli e vedete se in me ci sta il male non ci sta solo il bene. Io sono per l'amore di Gesù e per l'amore di Dio. Ho letto tanti libri su Gesù, su Dio e sugli altri anche missionari, messia che sono venuti sulla terra, sono di larghe vedute. Ho conosciuto tante religioni, ho avuto una grande esperienza e vi posso dire che Marisa a voi tutti ci pensa, d'accordo? Allora vado cercando un uomo, possibilmente anche da Marsala, però che non deve essere aseneggio, perché ci chiamano aseneggi. Quindi da Trapani in su e giù, quindi Trapani sono le mie in provincia praticamente. Ho la massa in bocca perché sennò mi si asciuga la gola, qualche problemuccio di denti. Non sono bella, bellissima, ma insomma accettabile, ho la mia età, sono ormai in menopausa, quindi figli non posso avere, quindi le mie figlie sarete voi che mi chiamate, voi uomini e donne, perché io cerco anche amicizia con le donne, ci possiamo anche scrivere oltre che mi chiamate anche da lontano, perché vi posso scrivere delle belle cose, vi potete chiedere quello che volete, perché io ve lo darò. Praticamente nella scrittura sono abbastanza brava, posso scrivere lettere d'amore come ho fatto, poesie degli altri, ho fatto un piccolo libro, ho tante mie citazioni, tante mie poesie che hanno scritto nei giornali, nei vari giornali della provincia, sono andata anche in televisione qualche anno fa, io sono questa, se mi volete. Se mi volete accettare, a tutti voi una buona serata e una buona giornata. Chiamate a questo numero che è 380 79 09903. A te Alberto, ciao e grazie per questo invito della Villa Carlotti di Marsala, che ne siamo fieri. Con questo sindaco donna che è Giulia Adamo, speriamo che fa ancora di più. Molto di più. Ciao a tutti, vediamoci, scriviamoci e chissà, un giorno ci incontreremo qui o nell'aldilà. Alleluia!
Amen.